Benvenuti tifosi del Napoli. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie del Napoli. Forza Napoli sempre. Edi Reia, ex allenatore di, tra gli altri, Napoli, Cagliari e Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Marte. Conte in panchina è una garanzia assoluta. Ha fatto un ottimo campionato e non pensavo che avrebbe vinto. Pensavo che avrebbe vinto l'Inter e che stesse recuperando punti verso la fine. Il Napoli ha meritato pienamente lo scudetto. Sono molto contento perché sono molto legato a questi colori. Conte è una garanzia di risultati, ma il suo discernimento è molto importante anche per le decisioni di mercato. Conosce la squadra, sa dove intervenire e quali profili ingaggiare. Ci sono soldi nelle casse per le cessioni di Kvaratskhelia e Osimhen ed è importante non commettere errori, ma sono sicuro che Conte abbia già le idee chiare in merito. Sogno la Champions League? È molto difficile vincere la Champions League, è una combinazione di fattori che devono combinarsi, ma il Napoli ha le qualità per competere. Se giocatori funzionali arrivano al progetto e possono dare il loro contributo, possiamo esultare. De Bruyne porta esperienza, qualità e la mentalità di Modric, giocatori importanti. Hanno vinto campionati e Champions League e portano con sé una mentalità vincente. Possono essere decisivi in qualsiasi momento, potrebbero non giocare tutte le partite, ma possono decidere il campionato. Per quanto riguarda l'Atalanta, è difficile sostituire Gasperini, che ha fatto la storia. Il più vicino potrebbe essere Juric, che è un allievo di Gasperini. Mi piace molto anche Palladino, ha dimostrato delle qualità importanti, ma Juric è più vicino a Gasperini. Il Napoli è vicino a chiudere l'accordo per l'acquisto di Kevin De Bruyne, che a breve firmerà un contratto con il club partenopeo. La prossima settimana, al termine dei suoi impegni con la nazionale belga, il centrocampista si sottoporrà alle visite mediche. De Bruyne è pronto a impegnarsi con il Napoli con un contratto biennale da 5 milioni di euro netti a stagione, a cui si aggiungerà un bonus significativo alla firma. In attesa del suo arrivo in Italia e dell'ufficialità dell'operazione, la sua statuetta è già stata esposta a San Gregorio Armeno. L'artigiano Marco Ferrigno, infatti, ha realizzato ed esposto la statuetta del campione belga accanto a quelle dedicate ai protagonisti del quarto scudetto del Napoli. Sul Napoli. Ho trascorso 2 anni speciali lì, ho conosciuto tanti campioni e i sudamericani mi hanno accolto benissimo. Sono contento che abbiano vinto il campionato. Porto questa città nel cuore, lì è nato mio figlio, ho sempre bei ricordi. Non ho mai giocato a Napoli, avevo bisogno di continuità. Quando sono entrato in campo, ho dimostrato le mie qualità. Cosa ne pensi, tifoso del Napoli? Metti mi piace al video e iscriviti al canale. Forza Napoli sempre!